Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Nella mattinata di ieri si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto di Catania. L'incontro è stato convocato per pianificare i servizi di vigilanza e controllo del territorio in occasione delle festività natalizie e di fine anno. Nel corso dell'incontro sono stati individuati gli obiettivi sensibili che saranno oggetto di particolare attenzione da parte delle forze di polizia. Per i festeggiamenti in onore di Sant'Agata invece è stato effettuato già un aggiornamento sulle pianificazioni di sicurezza. Il commissario straordinario ha al riguardo comunicato che il Comune ha programmato una serie di interventi di manutenzione straordinaria di alcune strade, fra le altre in particolare la salita di San Giuliano, al fine di consentire uno svolgimento in sicurezza della processione. Si terrà venerdì 16 dicembre alle ore 10 in via Zolfatai, zona stazione di Catania, davanti alla discoteca Empire, confiscata alla mafia, la conferenza stampa di presentazione dell'evento Festival dell'Antimafia Sociale che si terrà sabato 17 dicembre a partire dalle ore 17 proprio nella discoteca Empire, per la prima volta riaperta al pubblico dopo la confisca al clan mafioso Pillera Puntina. L'ex discoteca confiscata alla mafia è adesso parte del patrimonio del comune di Catania. Maxi rogo di auto a Ribera in provincia di Agrigento. Ieri sera 2 auto sono state letteralmente divorate dalle fiamme. Si tratta di una Panda e una Smart posteggiate in via Quartararo in pieno centro città. Sono stati alcuni passanti a dare l'allarme, sul posto si sono recati i carabinieri della locale tenenza e una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca per spegnere il rogo. Le auto sono andate distrutte e a essere danneggiato anche un portone di una casa, in corso gli accertamenti per stabilire la natura dell'incendio. Sono tra i 1.500 e i 2.000 i farmaci che mancano sugli scaffali delle farmacie italiane, antinfiammatori, antipiretici, antibiotici e prodotti per la tosse per bambini a base di ibuprofene, alcuni antibiotici di uso orale e pediatrico, antipiretici e gli aerosol. È l'allarme lanciato da Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, in concomitanza con i boom di casi di influenza. Tra le cause della mancanza di farmaci per curare l'influenza spariti dagli scaffali delle farmacie ci sono anche i problemi legati alla guerra. È tutto per questa edizione, prossimo appuntamento alle 14. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.